Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Il sindaco di Scalea Licursi è finito ai domiciliari con l'accusa di truffa aggravata ai danni dell'ASP di Cosenza. L'inchiesta della Procura di Paola è seguita dalla tenenza della Guardia di Finanza della città del Tirreno. Ignoti la notte scorsa hanno svuotato la cassaforte dell'ufficio ticket dell'ospedale di Cetraro, sottratti oltre 5.000 euro. Le famiglie dell''ndrangheta infiltrate nel tessuto economico dell'Umbria e quanto emerso da un'inchiesta della DDA di Catanzaro. Il leader della Lega oggi in Calabria, prima tappa a Catanzaro per l'inaugurazione della sede del partito, poi Vibo e infine Reggio Calabria. Parla delle regionali, chiunque sarà il candidato dice noi vinciamo, il nome arriverà a breve. Il Consiglio dei Ministri autorizza il Ministro Speranza alla nomina dei 4 nuovi commissari delle aziende sanitarie ospedaliere della Calabria, i nomi proposti ai sensi del decreto Calabria dal commissario Cotticelli. Rintracciate dai carabinieri a Bianchi in Sila le 2 adolescenti di nazionalità francese che avevano fatto perdere le loro tracce da 11 giorni, hanno compiuto il lungo percorso in auto. La cronaca dunque in apertura di questa edizione del nostro giornale. Il sindaco di Scalea è finito ai domiciliari per assenteismo e accusato di truffa, l'inchiesta della Procura di Paola. Truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio. Questi i reati contestati a vario titolo al sindaco di Scalea, Gennaro Licursi, finito agli arresti domiciliari, e a 3 dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, sospesi dal servizio. L'inchiesta, denominata Ghost Work, lavoro fantasma, ha consentito di fare luce, dicono gli inquirenti, su un radicato e consolidato meccanismo di illiceità che ha consentito al sindaco, nella sua qualità di dipendente dell'ASP di Cosenza, con la complicità di 3 suoi colleghi, di assentarsi senza alcuna giustificazione dal luogo di lavoro. Il sindaco, responsabile della gestione delle guardie mediche, secondo gli inquirenti impiegava invece il tempo in faccende personali, mentre i suoi colleghi ne attestavano la presenza negli uffici o in missione. Ma Licursi è stato monitorato anche con apparecchiature GPS dalle Fiamme Gialle, che gli contestano oltre 650 ore di assenteismo. Attraverso sistemi di investigazione abbastanza classica, cioè pedinamenti, osservazioni, riprese fotografiche, abbiamo ricostruito la vicenda, cioè che Licursi, anziché restare in ufficio nel periodo in cui avrebbe dovuto restarci e recarsi in missione, viceversa si occupava di questioni personali. Ci sono 3 dipendenti che attestavano la presenza in ufficio in occasione delle missioni. Si tratta di una classica attività di indagine fatta di controlli sul territorio, utilizzo di telecamere, quindi sistemi di appostamento, di pedinamento, di riscontro di documentazione ufficiale. L'indagine nasce qualche mese fa e prende ad oggetto un arco temporale di circa un anno, allorquando sono state riscontrate appunto condotte di false presenze in servizio e false attestazioni di indennità di missioni esterne. Nei confronti del sindaco di Scalea è stato anche eseguito un sequestro preventivo per equivalente di 12.000 euro. E ancora per la cronaca rimaniamo sul terreno cosentino. Ignoti la notte scorsa hanno svuotato la cassaforte dell'ufficio ticket dell'ospedale di Cetraro. Sono stati sottratti oltre 5.000 euro. La piccola cassaforte è spalancata. All'interno c'erano i soldi incassati dall'ufficio ticket dell'ospedale di Cetraro, finiti nelle mani di chi, la notte scorsa, è entrato nella struttura sanitaria e a colpo sicuro si è recato nella stanza retrostante gli sportelli al pubblico per prelevare qualche migliaio di euro. Questa mattina i dipendenti hanno scoperto il furto e dato l'allarme. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Cetraro, coordinati dal luogotenente Schettini, audizioni e sopralluoghi, per cercare di ricostruire la dinamica dell'incursione che a prima vista sembra molto lineare. Il direttore dell'ospedale, Vincenzo Cesario, rivela che non si tratta del primo caso. È la terza volta che capita, ormai sta diventando una sorta di abitudine. Abbiamo trovato aperta la stanza dove è sito il CUP, un dipendente che è arrivato intorno alle 7:05, entrando si era reso conto che era stata aperta anche la cassaforte, che ha combinazione digitale, e ha avvisato immediatamente il 112. Alle 8:20 sono arrivato anche io,
sono arrivati i carabinieri, siamo stati in caserma a deporre su quanto è di nostra conoscenza. Il problema è che ci sono delle telecamere, ma guarda caso le telecamere sono in tutti i posti meno che nella stanza del CUP di fronte magari alla cassaforte. Speriamo che si riesca a risalire tramite le altre telecamere a chi è potuto entrare. Non c'era né segno di effrazione nella stanza del CUP, né c'era segno di effrazione nell'entrata della direzione sanitaria dove è situato il CUP. Per cui da dove sono entrati questi signori? Come hanno fatto ad entrare? Come hanno fatto ad aprire la cassaforte utilizzando la combinazione? Qualcosa che non va, è chiaro che ci sia. Amara sorpresa anche per i dipendenti dell'azienda portavalori che avrebbero dovuto prelevare l'incasso, un viaggio a vuoto perché nella cassaforte non c'è rimasto un euro. Le famiglie dell''ndrangheta infiltrate nel tessuto economico dell'Umbria è quanto emerso da un'inchiesta della DDA di Catanzaro. Non stupisce se il cartello di San Leonardo oggi, dopo qualche colpo pesante ricevuto da magistratura e forze dell'ordine, abbia ritrovato smalto. Lo conferma l'inchiesta alla quale si è data visibilità con il blitz di questa notte. Inchiesta che cristallizza l'alleanza con un altro potentissimo clan, quello dei Commisso di Siderno. Casata storica, i Commisso da sempre sono nel gota dell''ndrangheta. Una realtà criminale forte militarmente negli anni 80 e 90 fu coinvolta in una faida cruenta oltre ogni limite e potente dal punto di vista politico-imprenditoriale. Una cosca che negli anni ha visto cambiamenti nei ruoli apicali, con passaggi di testimone gestiti abilmente sul velluto, ma sempre compatta e presente. Realtà transnazionale, in Canada opera il Siderno Group, la cui storia può inquietare, terrorizzare e paradossalmente affascinare, il clan ha ramificazioni che lo rendono quasi un unicum. Una eccezionalità, sì, ma in negativo. L''ndrangheta era in Umbria in modo sistematico. Ma poi ovviamente vedendo che tutto partiva dalla Calabria e in particolare da Siderno, commesso Colosso quasi 50, del quale vi parlerà Bombardieri, ma noi come distretto di Catanzaro avevamo il locale di 'ndrangheta di San Leonardo di Cutro. Per noi è molto importante, anche quello una 'ndrangheta importante, proiettata in modo sistematico non solo nel nord Italia ma anche in Germania. E oltre a organizzare i soliti traffici di droga, a esternare il potere, perché lì nel corso di intercettazione si parla di doti, si parla di cariche e quindi siamo davanti a una situazione delinque di stampo mafioso DOC. Non deve stupire l'operazione condotta dalla Procura di Reggio Calabria, dalla Procura di Catanzaro, che svela gli interessi dell''ndrangheta in Umbria. Abbiamo passaggi significativi, alcuni risalenti a molti anni fa, altri più recenti. Nel 2014 un'operazione dei Carabinieri Quarto Passo riuscì a fare emergere tutte le influenze che avevano soprattutto i gruppi di Cirò e Cirò Marina nella zona di Perugia e di Ponte San Giovanni. Vi erano dei locali, dei pub, dei ristoranti che erano proprio luoghi di incontro, e poi addirittura le copisterie nell'area universitaria di Perugia, che erano non solo in parte gestite dai mafiosi calabresi, ma addirittura erano luoghi appunto dove questi si incontravano. Ancora spunti interessanti vengono dal passato. Per esempio è stato scoperto che c'erano 97 ettari di terreno che erano stati acquistati da una società che si chiamava SAFI, Società Agricola Finanziaria, riconducibile, pensate, alla Cosca De Stefano di Reggio Calabria. Questi terreni sono stati sequestrati a Col di Pila, naturalmente in pieno cuore dell'Umbria, e poi oggi sono beni confiscati, spesso usati da Libera per fare le attività, per esempio campi di lavoro, di ricerca per i ragazzi. Insomma, sono occasioni importanti create da Libera in questo bene per lanciare un segnale preciso. Ma le cose più drammatiche vengono dal passato, perché durante la faida di Cittanova tra i facchineri e Raso Albanese, proprio in Umbria vennero trasferiti dei familiari dei facchineri perché fossero salvati da questa faida che uccideva pure i bambini, cioè i due gruppi
in scontro facevano spesso come vittime pure dei bambini. C'era stato il caso di 2 bambini morti durante un'azione condotta dai Raso albanese contro i facchineri, furono mandati lì, e bene lì poi i facchineri organizzarono, pensate, siamo negli anni 80, 83, 84, organizzarono un sequestro di persona, venne sequestrato un imprenditore, Vittorio Garinei, che poi riuscì a sfuggire ai suoi carcerieri, insomma, ma rese conto agli investigatori di quello che era accaduto. Da lì in avanti, secondo me, dall'84 in poi, insomma, l'Umbria è diventato un territorio di conquista, non solo naturalmente per l''ndrangheta calabrese, in maniera prevalente per l''ndrangheta calabrese, è quella reggina e quella del crotonese e del cirotano, ma anche, soprattutto anche per la camorra, per i casalesi, per i gruppi, diciamo, camorristici napoletani che hanno allungato il loro interesse anche in questa bellissima regione d'Italia. E ancora la cronaca, operazione antidroga dei carabinieri di Firenze, tra gli arrestati anche un vibonese che secondo gli inquirenti intratteneva rapporti criminali con i trafficanti albanesi per conto dell''ndrangheta. C'è anche un pizzaiolo vibonese legato ai clan dell'area di Zungri tra le 9 persone destinatarie del provvedimento restrittivo eseguito dai carabinieri di Firenze nell'ambito dell'operazione antidroga denominata Sabbia 2. Si tratta di Valerio Navarra, da anni residente in Toscana, che gestiva una pizzeria a Montecatini Terme, un'attività di copertura, secondo gli inquirenti. Le indagini coordinate dalla DDA hanno fatto luce sui legami tra 'ndrangheta e clan albanesi per il traffico di droga, stupefacenti trasportati via mare, sotterrati lungo le coste pugliesi e poi trasportati in auto. Navarra, secondo quanto accertato nel corso dell'attività investigativa, intratteneva per conto dei clan vibonesi rapporti con i trafficanti albanesi. La droga, trasportata via mare dall'Albania all'Italia, era acquistata da grossisti albanesi per 800 euro al chilo, per poi essere rivenduta fino a 4.500 euro al chilo. L'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Firenze è stata eseguita nelle province di Firenze, Pistoia, Pisa e Vibo Valentia. 6 le persone arrestate al momento, 5 sono finite in carcere, 1 invece domiciliari. Ancora ricercati un italiano destinatario di misura cautelare in carcere e 2 albanesi destinatari di obbligo di dimora. La politica adesso è il leader della Lega oggi in Calabria, prima tappa a Catanzaro per l'inaugurazione della sede del partito, poi Vibo e infine Reggio Calabria. Ha parlato delle regionali, chiunque sarà il candidato ha detto noi vinceremo. Il nome, ha aggiunto, arriverà a breve. Fu l'immerso calabrese per il leader della Lega Matteo Salvini, in mattinata a Catanzaro, dove ha inaugurato una sede cittadina e dove è stato accolto con entusiasmo da simpatizzanti e dirigenti leghisti. Chiunque sarà il candidato presidente e governatore del centrodestra, noi vinciamo e per i prossimi 5 anni finalmente in Consiglio regionale, sia in Giunta che in Consiglio, ci sarà per la prima volta nella storia anche la Lega a portare un bel cambiamento in Calabria. Quindi il nome del governatore arriverà a breve, non mi toglie il sonno, abbiamo solo chiesto che sia qualcuno che ovviamente rappresenti la voglia di cambiamento che i calabresi mi chiedono da anni. Poi nel primo pomeriggio a Vibo per un altro momento di confronto con i vertici locali della Lega e con i cittadini. Infine a Reggio Calabria, dove una sala Nicola Calipari, al Consiglio regionale quasi gremita, ha tributato al leader ovazioni da stadio. Salvini non si è tirato indietro, ai reggini, tanti ormai votano Lega, ha ribadito la necessità di una svolta. La Calabria vota, ha detto, ed è per questo fortunata, perché può decidere il suo futuro, un futuro di cose normali, perché l'Italia, come il profondo sud, ha bisogno di normalità. Un messaggio a quelle mamme e a quei papà, ha detto il leader, che non vogliono scappare, vogliono restare in Calabria, appunto nel segno di un diritto che è normale rivendicare. Salvini ha letteralmente arringato la folla. Il 26 gennaio prossimo si vota, ha detto, potete dunque impegnarvi e portare su mia delega il messaggio della Lega. Un invito chiaro e netto al proselitismo e alla promozione di un'idea politica che ha abbandonato proclami secessionistici e si occupa e si preoccupa dell'Italia tutta. Immancabile a tal proposito il riferimento all'immigrazione. Promette Salvini che quando tornerà al governo i porti resteranno chiusi. Mai più baraccopoli, ha detto, mai più clandestini, meno scafisti e più italiani che vorranno ritornare nel loro paese. Io penso che prima di pensare al resto del mondo occorra tornare a pensare prima agli italiani.
Quanto alle inchieste in corso, il leader promette di essere sereno e tranquillo. Poi un cenno su Reggio Calabria. Se vinciamo la regione, state certi che vinceremo anche a Palazzo San Giorgio. Infine, dall'ultima fila, una contestazione da parte di una non leghista. C'è una reazione violenta della platea, ma tutto, per fortuna, viene contenuto. E non sono mancate le contestazioni per il leader della Lega Vibo e a Reggio Calabria. Nella città dello Stretto circa 200 sardine si sono radunate sotto la sede del Consiglio regionale proprio per protestare contro Matteo Salvini. Il Consiglio dei Ministri autorizza il Ministro Speranza alla nomina dei 4 nuovi commissari delle aziende sanitarie ospedaliere della Calabria, i nomi proposti ai sensi del decreto Calabria dal commissario Cotticelli. Il governo dà l'ok ai nuovi commissari delle ASP e delle aziende ospedaliere della Calabria, un provvedimento atteso da mesi, da quando cioè il decreto approvato la scorsa estate ha comportato la decadenza di tutti i manager in servizio all'interno delle strutture sanitarie regionali che fino ad oggi sono state rette da dirigenti facenti funzione. I nomi dei commissari sono stati proposti, così come prevede il decreto Calabria, dal commissario Saverio Cotticelli. Per l'ASP di Cosenza è stata indicata Daniela Sait, 52 anni, messinese, professore aggregato di matematica finanziaria presso la Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma e consulente della Procura di Roma e perito per il Tribunale della Capitale. Al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria va Iole Fantozzi, 58 anni, cosentina, ingegnere civile, dipendente dell'ASP di Cosenza e consulente di numerose strutture sanitarie. Giuseppe Giuliano, 53 anni, indicato per l'ASP di Vibo Valentia, è l'attuale direttore generale facente funzioni dell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro. Giuseppe Zuccatelli, 75 anni, di Cesena, ex subcommissario in Abruzzo per le 2 aziende ospedaliere di Catanzaro, il Pugliese Ciaccio e il Policlinico Universitario Mater Domini. L'ASP di Reggio Calabria e Catanzaro, sciolte per infiltrazioni mafiose, invece restano guidate dai commissari prefettizi. I nomi trasmessi da Cotticelli al governo a fine novembre sono stati proposti dal commissario della sanità calabrese senza l'intesa con il presidente della regione Mario Liverio, intesa prevista ma non imposta dal decreto Calabria. Adesso il conferimento degli incarichi dei nuovi commissari straordinari delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere verrà perfezionato con i decreti del ministro Speranza. Un investimento da 300 milioni di euro e 27 nuovi treni in Calabria ha firmato il contratto tra Regione e Trenitalia. 27 nuovi treni e il rinnovo della flotta regionale entro il 2026, investimento 300 milioni di euro nero su bianco nel contratto di servizio tra Regione e Trenitalia. Tra i treni previsti nuovissimi POP, i convogli di media capacità e i treni ibridi, il documento firmato dal Presidente della Regione Calabria e da Sabrina De Philipps, direttore della divisione passeggeri regionale di Trenitalia a Catanzaro. Noi abbiamo lavorato 2 anni per definire il nuovo contratto di servizio, è un contratto di servizio che è proiettato in 15 anni, è un investimento imponente, 1,5 miliardi di euro, ed è un investimento che consente di rafforzare il trasporto pubblico locale, quello su ferro, ed è un contratto che prevede investimenti nel ammodernamento del materiale rotabile. Previsto per i primi mesi del 2020 anche l'avvio del collegamento con una freccia tra Reggio Calabria e Venezia. Obiettivo è stato spiegato nel corso dell'incontro con i giornalisti, a cui ha preso parte anche l'assessore ai trasporti Roberto Musmanno, e potenziare i trasporti regionali migliorando la qualità del servizio per i tanti pendolari. Torniamo alla cronaca con i nostri 100 secondi. All'alba era buio ancora, c'era il corpo di un uomo appeso qua al ponte. Questo mio collega l'ha chiamato subito i carabinieri, sono arrivati subito i carabinieri, era legato con una corda al collo. Il racconto di un testimone oculare che questa mattina ha visto insieme ai suoi colleghi il cadavere di un uomo penzolare dal ponte di legno di Via Verdi. Chiamati i soccorsi, i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, un 59enne di Rende che si sarebbe suicidato. Non si conoscono i motivi che lo hanno portato a togliersi la vita.
Sono state ritrovate dai carabinieri bianchi le 2 minorenni di cui si erano perse le tracce il 29 novembre scorso, allontanate volontariamente da un piccolo centro a pochi chilometri da Nizza. Sono fuggite a bordo dell'auto di proprietà della nonna di una delle due e dopo un viaggio di più di 10 giorni hanno raggiunto la Sila, ma l'intenzione era di arrivare in Sicilia. Le 14enni sono fuggite perché i genitori contrastavano la loro storia d'amore. I carabinieri di Reggio hanno arrestato un 47enne accusato di aver custodito quello che i militari definiscono un vero e proprio arsenale da guerra. L'uomo in passato era già stato condannato per aver favorito la latitanza di un presunto boss dell''ndrangheta, Vincenzo Ficara, arrestato nel 2006 in provincia di Macerata dai carabinieri del comando provinciale di Reggio. Non essendo ancora completata l'azione di recupero e risanamento delle istituzioni locali del comune di Siderno nel Reggino, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga per un periodo di 6 mesi dell'affidamento dell'ente alla commissione di gestione straordinaria già incaricata. 2 giornalisti, un operatore turistico e un imprenditore, un viaggio in Cina che apre il dibattito su una terra divenuta potenza mondiale. La Grande Muraglia, considerata una delle 7 meraviglie del mondo antico, costruita oltre 2000 anni fa, è una delle mete più affascinanti per un viaggiatore in Cina, un paese che esercita tutto il suo fascino sugli occidentali che ne scoprono l'immenso patrimonio culturale fatto di suoni, cibi, colori, un pensare altro e al contempo ne constatano la crescita economica. La Cina negli ultimi anni ha conquistato i grandi mercati mondiali, un viaggio indispensabile, lo definiscono 2 giornalisti, un imprenditore e un operatore turistico che in un incontro a Cosenza in Biblioteca Nazionale hanno voluto avviare un dibattito a più voci. Il viaggio in Cina è un'esperienza che io e noi che lo abbiamo fatto consigliamo a tutti, perché ci mette a contatto con un paese che già oggi, come voi vedete vedendo la televisione, leggendo i giornali, è al primo, secondo posto come potenza mondiale, ma soprattutto è in prospettiva una delle grandi sorprese in tutti i campi, dalla politica all'economia alla cultura, e che ha grandi problemi legati alle regole democratiche, al rispetto dei diritti civili, ma che ti fa capire anche come il mondo di oggi sia un mondo che non può fare a meno della conoscenza di una nazione di 1.500.000.000 di persone. Questo è il senso del viaggio che abbiamo presentato alla Biblioteca Nazionale di Cosenza e che presenteremo in altre parti della Calabria e dell'Italia. Narrare la Cina, insomma, e capire cosa si muove oggi nel mondo. Al Castello Svevo di Cosenza la mostra Panem. Fino al 12 gennaio 2020 gli straordinari ambienti del Castello Svevo di Cosenza faranno da cornice alla mostra di Angelo Aligia Panem. La mostra, curata da Andrea Romoli Barberini, propone un'articolata videoinstallazione sul tema del pane. La mostra è una tappa saliente della ricerca più recente di Aligia, artista che da sempre ha connotato il proprio lavoro di valori antropologici ed identitari che rinviano alle culture rurali del Mezzogiorno e della propria terra d'origine. La sua arte è calata in una dimensione inedita, come sospesa tra memoria e nostalgia. La videoinstallazione Panem celebra miti, riti, antiche divinità, simboli e valori di un tempo, senza rinunciare a fugaci riferimenti alla realtà che presuppongono lo spreco alimentare e rinviano alla sostenibilità. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, una nuova intensa perturbazione attesa per la giornata di venerdì con piogge abbondanti e nevicate diffuse sui monti. Domani molto nuvoloso coperto sulla fascia tirrenica e zone interne con piogge anche di forte intensità. Nuvoloso sulla fascia ionica con precipitazioni deboli, a tratti moderate o forti sul Catanzarese. Nevicate anche copiose sulle vette di Pollino, Sile e Aspromonte. Quota neve variabile nel corso della giornata,
Dai 1200-1300 metri del mattino seguirà un aumento fino a 1500-1600 metri nel primo pomeriggio, prima di ritornare poi in serata ad attestarsi su quote intorno a 1100-1200 metri. Temperature senza grandi variazioni di rilievo. Passiamo a mari e venti. Domani molto mosso tendente ad agitato il Tirreno, poco mosso o mosso lo Ionio con tendenza ad aumento del moto ondoso. Venti moderati o localmente forti da ribeccio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.